Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Affrontare il problema senza drammatizzare e affidandosi alle forze dell'ordine è la linea del sindaco di Piazza in merito all'allarme sicurezza dopo i numerosi episodi di risse e rapine in città. Non nega l'emergenza sicurezza, ma non ci sta a veder dipinta la sua città, a suo giudizio, con i colori dell'esagerazione. Il sindaco Roberto Di Piazza interviene sul crescente allarme per i tanti episodi di criminalità quali risse, rapine e ferimenti con i coltelli che spesso riguardano giovani e giovanissimi e invita a guardare anche fuori dai confini di Trieste. Io dico, per l'amor di Dio, abbiamo dei problemi, ogni giorno succedono delle cose. Con chi? Con gli extracomunitari. Chi ha voluto l'accoglienza diffusa? Quella sinistra che tanto... Poi io giro molto l'Italia e l'Europa, ero a Cannes adesso, vai a Bologna, ci sono centinaia di persone che dormono con i materassi sotto i portici, Firenze, Padova, Milano. Allora sto dicendo, sono delle città che sono veramente in condizioni incredibili. È convinzione del sindaco che la soluzione stia nell'aiutare il lavoro delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, perché si chiama forze dell'ordine? Perché devono mantenere l'ordine. Facciamo di tutto per castrarli. Non possono tirare fuori la pistola, non possono fare questo, dobbiamo dare potere alle forze dell'ordine e sistemeremo le cose, perché non è pensabile che questi non possano intercettare questi disgraziati che poi sappiamo cosa fanno perché lo leggiamo sul giornale. Arrestato per aver commesso una rapina e un furto avvenuti in 2 giorni diversi, l'uomo, un 42enne kosovaro, è stato intercettato dalla polizia in piazza Volontari Giuliani. Ha rapinato un passante portandogli via cellulare e portafoglio. Il giorno dopo si è introdotto in un furgone rubando i soldi presenti all'interno. Stavolta però la vittima del furto ha inseguito il ladro ed è riuscita a farlo arrestare. Si tratta di un cittadino kosovaro. L'ennesima rapina a Trieste e il furto del giorno dopo risalgono all'8-9 maggio scorsi, ma la notizia è emersa solo ora. Nello specifico, nel primo pomeriggio del 9 maggio, il cittadino kosovaro di 42 anni si era avvicinato a un furgone parcheggiato in via Scussa. L'uomo con destrezza è riuscito a forzare la portiera del veicolo e introdurvisi. Il ladro ha trovato banconote di vario taglio per un totale di 370 euro e banconote serbe per 250 dinari. Dopo il colpo il ladro si è allontanato dal furgone. In quel momento però il malintenzionato ha sentito delle urla alle sue spalle. Era il proprietario del veicolo, un 29enne serbo, accortosi di ciò che era appena successo. È scattato l'inseguimento con la vittima che intimava al ladro di fermarsi. Il 42enne kosovaro ha continuato la fuga mentre il suo inseguitore chiamava la polizia. Grazie alla telefonata gli agenti della squadra volante sono riusciti a intercettare l'inseguimento in piazza Volontari Giuliani. I poliziotti hanno sbarrato la strada al ladro chiudendogli ogni via di fuga, quindi è scattata la perquisizione del 42enne. Addosso aveva i soldi rubati dal furgone che sono stati restituiti al legittimo proprietario, ma proprio durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto nella tasca del giubbotto del 42enne un telefono iPhone 6S e un portafoglio con dentro documenti intestati a un'altra persona. Si tratta della vittima della rapina del giorno precedente avvenuta in via Donatello, episodio per il quale era già stata formalizzata una denuncia. Il kosovaro è stato arrestato. Scatta l'operazione per proteggere Muggia dall'acqua alta con l'utilizzo delle paratie, una sperimentazione che fa seguito a quella di qualche mese fa. L'amministrazione comunale muggesana continua con le sperimentazioni per l'emergenza mareggiate e acqua alta. Diversi mesi fa le prove di allagamento delle calli con le paratie a proteggere il centro. Stamattina invece prove generali per contrastare l'esondazione del mare sul Mandracchio con la disposizione delle paratie lungo l'asse stradale. Con un investimento di 50.000 euro l'amministrazione ha inteso provare una forma di protezione che, se funzionerà, verrà estesa anche ad altre zone della cittadina rivierasca. La squadra della protezione civile e i tecnici comunali hanno iniziato le operazioni di montaggio delle barriere alle 7 e la struttura era ultimata in appena mezz'ora, considerando tutte le possibili varianti della disposizione delle paratie. L'obiettivo è di riuscire a garantire la viabilità lungo il Mandracchio anche in caso di acqua alta. Se l'acqua venisse contenuta con successo sarebbe anche più facile il lavoro di drenaggio con le pompe per svuotare le calli in caso di salita dell'acqua dai tombini. Ora dovremmo essere collegati con la sala operativa della polizia locale dove ci aspetta l'agente Cernecca. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
Che cosa ci racconta? Inizierei subito a dire che sulle rive attualmente c'è un po' di disagio e c'è una bella coda in quanto la carreggiata, diciamo, che dalla stazione va verso riva Ottaviano Augusto è chiusa in preparazione della sfilata di questo pomeriggio per l'evento Re Carnival, e quindi adesso appunto attualmente il traffico è un po' concentrato nella zona di Tommaseo e queste chiusure interesseranno tutte le rive dalle ore 16, per cui dalle 16 ci sarà la chiusura da riva Ottaviano Augusto fino alla via Milano. La mattinata è stata abbastanza intensa proprio per la preparazione a tale evento e oltre ai soliti interventi di routine abbiamo avuto l'accompagnamento dei carri che sono giunti da più parti sia della provincia ma anche fuori provincia, per cui su più strade di nostra competenza. E ricordo ancora che la chiusura sarà effettuata dalle ore 16 alle ore 20 e fino al termine della manifestazione. Alle ore 18:30 un'altra manifestazione prevista in piazza Ponte Rosso, potrebbe quindi esserci anche là qualche disagio proprio pensando che le rive sono chiuse, in quanto è prevista la presenza della fanfara Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli per la giornata del decorato, e alle ore 18 in via Maestri del Lavoro si ritrovano tutti i partecipanti a conclusione del trofeo vespistico Città di Trieste. Questo per quanto riguarda la giornata odierna. Per quanto riguarda domani devo ricordare la manifestazione Corri Trieste, che si svolge prevalentemente, anzi totalmente nella zona del Porto Vecchio, però questa zona sarà interessata da divieti di sosta e fermata a partire da mezzanotte e da un divieto di circolazione che parte dalle ore 6:30 e fine a fine manifestazione. E altro non avrei da aggiungere, se non che il pomeriggio appunto ci sarà diciamo da portare rive pazienza, ci saranno dai. delle problematiche notevoli, per cui chi può magari eviti di transitare proprio per le rive e faccia magari qualche giro più ampio. Grazie agente Cernecca, agente scelto Marco Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, buona giornata, salve. Adesso andiamo a Monrupino, facciamo il punto sulle priorità per il comune con il candidato sindaco della lista Insieme per Monrupino, Martina Scabar. Quali sono secondo lei gli elementi di carattere non necessariamente locale che potrebbero in qualche modo intervenire in queste elezioni? Diciamo che ogni cosa poi si ripercuote non solo durante queste settimane prima delle elezioni, ma anche proprio il vivere quotidiano del nostro comune. Un paio di punti forse un po' più scottanti in questo momento è sicuramente la riorganizzazione del valico di Fernetti, che è stato già presentato un paio di mesi fa, e lì c'è bisogno di tanta attenzione, non solo per quanto riguarda il versamento del traffico, ma anche della cittadinanza che lì vive e di tutte le attività commerciali che operano su quel territorio. Per quanto riguarda le altre cose, insomma, bisogna collaborare anche con la regione e con tutti i comuni limitrofi per ogni cosa, ad esempio con la regione per la manutenzione delle strade che non sono solo comunali, ma da quando non ci sono più le province il compito della manutenzione delle strade adesso è passato alla regione, mentre con i comuni limitrofi sarebbe anche da cominciare una collaborazione per quanto riguarda i progetti europei. Elezioni europee, Stati Uniti d'Europa ha lanciato i candidati del Nord-Est.
Noi vogliamo un'Europa che funziona, dunque dobbiamo trasformare un'Europa confederale in un'Europa federale. Obiettivi chiari e la visione di un'Europa nuova, o meglio, come dovrebbe essere. Si è presentato così il capolista della circoscrizione del nord-est della lista Stati Uniti d'Europa, in corsa per le elezioni dell'8 e 9 giugno. Graham Robert Watson, di origine scozzese ed europarlamentare per 20 anni, dal 1994 al 2014, ha sottolineato come solo un'Europa unita, coesa e forte possa contare davvero nel panorama mondiale e pensare così al bene dei suoi cittadini, e ha illustrato le criticità di oggi. In questo momento un singolo paese, ad esempio l'Ungheria, può bloccare tutto il progresso. In questo momento l'Unione Europea non è dotato con le competenze necessarie di fare le cose importanti e dunque questa Europa non è più all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Noi vogliamo trasformarlo. Non ci vuole molto tempo, ci vuole solamente la volontà politica e vogliamo adesso fare un'Europa capace di difendere i suoi cittadini, di offrirgli le opportunità nel mondo che loro cercano e di sostenere un'industria capace di fare concorrenza con gli Stati Uniti, con la Cina, eccetera. Salvini dice che vuole meno Europa. Noi vogliamo più Europa, perché meno Europa vuol dire più Cina, vuol dire più Russia, vuol dire meno commercio, meno investimenti, meno posti di lavoro. Noi vogliamo più Europa per dare ai concittadini le possibilità di questo mondo. Tutto pronto al Politeama Rossetti stasera per il recital di Bradley Jaden, la stella del musical anglosassone che proporrà i brani più importanti della propria carriera. Lo spettacolo in scena anche Lucy Jones e Luca Gaudiano, cui sarà consegnato il premio Massimini, chiude di fatto la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Jaden tornerà a Trieste a novembre con Les Misérables. L'abbiamo intervistato. Everyone that I've met in the town has been nothing but polite. Tutte le persone che ho incontrato a Trieste sono state gentilissime, assai curiose di assistere agli spettacoli, anche a teatro, e come essere in famiglia. Il cibo è buonissimo. Insomma, ho un ottimo ricordo, tanto che quando sono arrivato per lo spettacolo di questa sera mi sono detto: è bello essere di nuovo qui. Anche Bradley Jaden dunque è rimasto incantato da Trieste. Coprotagonista maschile lo scorso luglio del Fantasma dell'Opera, il 37enne performer britannico sarà in scena a Rossetti questa sera con un recital che debutta proprio nella nostra città per approdare poi a New York, Londra e Budapest. Showcasing lots of musicals that I've been very lucky and fortunate to be part of. Sarà una sorta di ripasso degli spettacoli che abbiano visto protagonista, come Wicked, da Shrek a Ghost, dal Fantasma dell'Opera e Les Misérables, ma ci sarà spazio anche per musical che il pubblico triestino ancora non ha visto. Sono molto contento di avere accanto a me Lucy Jones, che arriverà da Londra, e Luca Gaudiano, che arriverà da Milano. Non è tutto. Jaden sarà protagonista a novembre dello spettacolo più atteso della prossima stagione, Les Misérables di Arena Spectacular. Impersonerà l'implacabile ispettore Javert e sarà il più giovane interprete a ricoprire quel ruolo. Les Misérables is my favorite show in the world. Les Misérables è il mio spettacolo favorito e sono stato molto contento che il produttore Cameron McIntosh mi abbia chiesto di far parte di questo spettacolo e di portarlo in questo teatro fantastico. Quando siamo venuti lo scorso anno con il Fantasma dell'Opera abbiamo visto quanto la gente qui apprezza questo tipo di spettacoli, e quando Stefano Curti mi ha chiesto di portare a Trieste il mio recital, è stato bellissimo sapere di tornarci fra qualche mese, è molto bello ed eccitante. La tradizionale cerimonia di premiazione degli atleti dello Sci Club 70 è stata dedicata quest'anno alla figura di Dario Rinaldi, scomparso 2 anni fa. Quest'anno è dedicata alla memoria di Dario Rinaldi, giornalista ed ex assessore regionale, scomparso 2 anni fa. La tradizionale cerimonia di premiazione degli atleti e tecnici dello Sci Club 70 che si sono contraddistinti nei risultati durante l'ultima stagione agonistica. Rinaldi contribuì alla nascita del sodalizio e alla realizzazione dell'impianto di sci artificiale Neve Sole di Aurisina, oggi divenuto centro federale di avviamento agli sport invernali, riconosciuto dalla FISI e dal CONI. Noi, come da tradizione, finita la stagione,
e valorizziamo e premiamo tutti i nostri atleti, dal primo all'ultimo, senza classifiche ma per il giusto riconoscimento del sacrificio e della dedizione fatta durante tutto l'anno. Quest'anno soprattutto, ricorrendo anche l'anniversario della morte di Dario Rinaldi, abbiamo intestato questo memorial alla sua persona, anche festeggiando comunque oggi il fatto che lo Sci Club 70 si è classificato primo in regione. Inizia domani sera a Forlì la serie di semifinale promozione di A2 fra Unieuro Forlì e Pallacanestro Trieste. La squadra di Gemion Christian ha l'obiettivo di vincere almeno una delle prime 2 partite in trasferta. All'ombra di San Giusto spuntano i nuovi trascinatori, i nuovi piccoli grandi eroi. Michelino Ruzier fa la stella nella salvezza conquistata nel 2014, il playmaker della porta accanto che diventa leader. Commento su Ruzier. Mamma mia, un miracolo, fatto miracolo, praticamente salvato la partita. Leader tecnico era, giovanissimo, 10 anni fa, leader tecnico è oggi. Michele Ruzier, lo sanno tutti, sarà una volta di più la chiave per innescare il gioco della Pallacanestro Trieste. Era il 13 aprile del 2014 quando guidò la squadra di Dalmasson alla salvezza in A2 contro i romagnoli con 25 punti su un parquet nostrano ancora dalle tinte scure e con anche un ottimo Francesco Candussi a battagliare per le sorti triestine. 2 lustri dopo, archiviate esperienze di massimo livello nazionale e internazionale e ancora il play triestino Scuola Azzurra a guidare i biancorossi in una sfida chiave con Forlì. Di fronte c'è, pur senza la stella Kadim Allen, la squadra che ha primeggiato il regular season nel girone rosso e che ha vinto la Coppa Italia di A2 battendo la Fortitudo. Una formazione tosta, attrezzata, con italiani di esperienza come Daniele Cinciarini, Pascolo, Magro, Zilli e un'ala forte muscolare come Xavier Johnson, uno fra gli avversari dimostratisi più difficili da affrontare per Justin Reyes nel corso del campionato. Nella gara casalinga Trieste si impose per 79-62 con la prestazione corale forse più convincente del campionato, 21 punti di Brooks, 19 di Reyes, 17 di Candussi, sul fronte opposto 17 di Johnson, 15 di Allen e 11 di Cinciarini. Nel ritorno invece i romagnoli vinsero da autorità con un perentorio 92-64 con una prova super di Federico Zampini oltre ai 3 leader già citati. Per la squadra di Gemion Christian diventa fondamentale imporsi almeno in una gara fra le prime 2 fuori casa, fissate per domani, domenica e per martedì, per poi giocarsi fra le mura amiche le proprie chance di qualificazione alla finale promozione. Chiudiamo con il meteo, vediamo subito la situazione generale. Sul Friuli Venezia Giulia fino a martedì non avremo perturbazioni, tuttavia l'afflusso in quota di correnti da sud-ovest favorirà il persistere d'aria umida nei bassi strati che il riscaldamento diurno potrà rendere instabile dal pomeriggio, specie verso i monti e le colline. Per oggi prevalenza di bel tempo con cielo da sereno sulla costa, poco nuvoloso sul resto della regione, variabile nel pomeriggio sui monti. Per domani cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità dal pomeriggio di qualche locale rovescio temporalesco, più probabile sulle prealpi e sulle zone orientali. Sulla fascia lagunare probabile tempo più stabile con vento da sud moderato nel pomeriggio. Lunedì cielo variabile, possibile qualche locale rovescio temporale nel pomeriggio sera. È tutto, vi ricordo che noi ci vediamo alle 19:30 e fate attenzione se dovete uscire nel pomeriggio, le rive praticamente sono chiuse per la sfilata di Re Carnival e potrebbero esserci problemi con il traffico. A più tardi, buon pomeriggio, arrivederci.